Chiamo il nostro ospite di questo pomeriggio per questo incontro che abbiamo intitolato Raccontare l'Italia, Bruno Vespa. Allora, mi dispiace anche a me che non ci sia Enrico, perché sarebbe stata una bella chiacchierata. Un duello o una chiacchierata? No. Come sono i vostri rapporti? Perché quando ho chiesto a lui ma ti va di fare una cosa con Mentana, lui mi ha detto subito di sì. Mentana, ma gli ho chiesto ti va di fare una cosa con Vespa? Ottimamente mi ha risposto. Però sai, alle volte abbiamo vinto insieme il premio Sennenzano. Lui l'ha vinto per la televisione, Padellaro l'ha vinto per la stampa, io l'ho vinto alla carriera. Quindi siamo amici, ci stimiamo, lui sta facendo un ottimo telegiornale e ha approfittato di un momento molto favorevole, ne ha approfittato con grande intelligenza e quindi assolutamente. A proposito di complimenti. A proposito di Padellaro, siccome è un qualche giorno che il fatto ci sfotte, allora mando un saluto a Padellaro che avevo invitato. Non è venuto Padellaro, è venuto uno del Fatto, li abbiamo anche invitati altre volte, hanno questa mania di sfotterci, evidentemente non hanno altri bersagli oppure siano diventati così importanti da essere oggetto di scopertura del Fatto. Pazienza, ce ne faremo una ragione. D'altra parte Vespa si è attrezzato a subire gli sfottoni nel corso del tempo, si è costruito una corazza e di solito come ti regoli quando diciamo si è sul confine tra il rompimento di scatole e qualcosa di più? E bisogna vedere che cos'è quel qualcosa di più. Quando c'è la domanda dei giornali, tu? Sì, assolutamente. Purtroppo quando si va diciamo sull'attribuzione del fatto, se uno dice Vespa è un imbecille, benissimo, se dice la sua opinione, se dice che fa schifo, niente, ci mancherebbe altro. E se dice anche tante altre cose, ma se ti attribuisco di aver fatto una cosa che non hai fatto, allora no, allora questo non lo so, è capitato anche a me ultimamente, mi sono girate parecchio le scatole, ma forse io sono più disabituato di te, ci hai fatto di più il callo. Senti, avrebbe dovuto esserci Mentana, quindi avremmo dovuto cominciare a fare un ragionamento sulle vostre trasmissioni, sulle vostre presenze televisive, eccetera. Mentana è stato definito ultimamente un grande fenomeno perché dopo aver lasciato Mediaset aveva fatto degli straordinari risultati, ma in un contesto ovviamente favorevole, dopodiché c'è stato questa occasione di andare alla 7, che è una struttura decisamente più piccola, meno strutturata, meno diciamo attrezzata, e lì ha fatto dei risultati notevoli. Allora uno dice, al di là della struttura è Manico che conta. Sì, devo dire, quando faceva Matrix li ha sempre prese, quindi insomma adesso noi siamo amici, ma gli altri sono clientati, cioè voglio dire anche quando c'era al posto di Vinci c'era Enrico, porta a porta era sempre la missione leader. Questo non significa che non sia un eccellente professionista, l'ho già detto, è andato al momento giusto alla 7, fa un telegiornale per quelli che già sanno le notizie, evidentemente, quindi ha un po' per alcune caratteristiche del TG1 e del TG5, un po' perché lui in effetti va oltre le notizie, riesce ad approfondirle, riesce a fare delle cose che in servizio pubblico in parte non potrebbe fare, dico in parte, e quindi ha giustamente il successo che merita, insomma, è riuscito ad avere il 10% di share, qualche volta superato i 2 milioni di spettatori, che voglio dire, hanno rilanciato completamente una rete che insomma, hanno triplicato il pubblico di quella rete, quindi un risultato personalmente eccezionale. Questo gli va dato atto, questo è soltanto mestiere suo, quindi veramente un successo strameritato. Senti, ma la 7 si sta strutturando per fare una concorrenza vera ai 2 pilastri del duopolio televisivo? Questo ingaggio di Ruffini come capo della... Io direi di sì, io sono stato sempre molto favorevole alla concorrenza. Quando io ancora non ero direttore del TG1, che sto parlando più di 20 anni fa, sollecitavo la nascita del TG5 perché solo con la concorrenza si riesce a crescere. Noi avevamo vinto nel 76 la grande battaglia contro il TG2. Il TG2 sembrava il grande telegiornale moderno, il TG1 sembrava il telegiornale conservatore e li abbiamo bastonati di brutto. Dopodiché ci siamo seduti perché quando tu sei solo, se la notizia la dai domani non succede niente, insomma.
E questo è oggettivamente un problema. Finalmente nel 92 è venuto il TG5, siamo stati concorrenti con Enrico per 13 mesi, di questi 13 mesi lui ha vinto soltanto il primo giorno, per 3.000 spettatori, poi ha sempre perso, ma questo vuol dire, non vuol dire che faceva un buon telegiornale, noi eravamo forse un po' più strutturati, doveva prendere la rincorsa. Ha fatto un ottimo telegiornale, ha fatto un ottimo Matrix e è uscito per un errore, diciamo, delle due parti, sia un errore da parte sua che dal punto di vista editoriale aveva ragione, perché la sera in cui morì Eluana Englaro, io alle 8:30 stavo sentendo il telegiornale a casa, ho sentito la notizia alle 8:30, ho telefonato al direttore di rete, dico andiamo in prima serata, alle 9:10 ero in studio e lui voleva fare la stessa cosa e aveva perfettamente ragione. Quindi ragione dal punto di vista editoriale, probabilmente ha usato qualche tono un po' eccessivo e allora l'editore, che già aveva qualche motivo di contrasto con lui, ne ha approfittato perdendo un grande campione e adesso se ne accorge perché la 7 insomma, dà fastidio al TG1, dà fastidio anche al TG5 insomma. Ma qual è il miglior telegiornale? Dipende da... cioè voglio dire... Quale guardi più volentieri? Comincio, sento i titoli del TG1, la primissima parte del TG1 e poi passo al 7. Cosa dite, Pinocchio come risposta? Non va bene. No, perché sono i titoli di G1 un po' poco. No, sono i titoli primi, l'attacco della guerra. Si incavola, No, i titoli, la primissima parte, siccome so che il TG1 di politica dà soltanto un paio di servizi, mentre se succede una cosa ventana, so regolarmi col telecomando, insomma, no? Quindi poi vedo ne sai qualcosa. I titoli, l'apertura, e poi ovviamente se si tratta di cose, insomma, io sono uno del mestiere, insomma, a me di vedere il traffico di Ferragosto mi interessa ovviamente, capisci, insomma, no? Sì, devo dire che fatto io. Devo dire che poi quello è sempre uguale, potrebbero mettere la servizio dell'anno precedente. Tu ci scherzi, ma quando ero direttore non mi arriva uno in riunione che mi dice: direttore, perché non mettiamo quello dell'anno scorso? E dico: ma tu sei pazzo. È uguale da 100 anni e per 100 anni, ma tu devi far vedere quello che sta succedendo adesso. Guai se io vedo una targa di una macchina. Sì, ma non ho mai notato la differenza da un anno all'altro. Non c'è dubbio, ma deve essere sempre quello giusto. Sai, io sono nella scuola, no, perché la scuola, sono come un pieno di sconti perché i film costavano tanto, e lui metteva i piatti di ceramica autentica e c'era un altro sapore. È un'altra cosa. Senti, ma invece parliamo di uno che non ti è simpatico, Santoro. No, non è vero che non è simpatico, abbiamo un ottimo rapporto personale. Sono due mondi personale, no, ma veramente. Non ci credo, guarda, non ci credo. Santoro è un grande professionista, soltanto quando io ho chiesto, quando Berlusconi fece la enorme sciocchezza di bloccare i talk show nell'altra campagna elettorale, non nell'ultima, i corrispondenti della stampa straniera ci invitarono separatamente tutti i principali conduttori e io chiesi: scusate, c'erano tutti quanti, nei vostri paesi, nel servizio pubblico dei vostri paesi c'è una trasmissione come Anno Zero? Muti. Santoro fa una trasmissione che non c'entra niente con il servizio pubblico, è un'altra cosa. Dopodiché è un grandissimo professionista, ma sono due cose assolutamente diverse. L'anomalia italiana è fatta dal 94 da Berlusconi, che a sua volta è entrato in campo e ha vinto perché c'era un'altra anomalia, è fatta anche dai programmi di Rai 3. Nessun paese al mondo esiste un palinsesto che dalla mattina alla notte, fatto da eccellenti professionisti, colpisce solo una persona, che ha tutti i difetti di questo mondo, ma non esiste un palinsesto che, ripeto, si sveglia in quel modo e va a dormire in quell'altro modo. Anche questo trovate in un altro paese al mondo. Uno potrebbe dire che neanche i reality dovrebbero essere dentro il servizio pubblico. Questa è una buona discussione. Questa è una buona discussione, non c'è nulla. Saresti pronto a sottoscrivere che sarebbe bene che non ci fosse? Allora, qui il problema è di capire cosa deve fare la RAI, come deve campare. Io sto ancora aspettando che il governo, ho scritto anche una lettera aperta a Berlusconi, il quale io sto facendo una campagna da anni perché il canone è di 110 euro, mentre io ne spendo 1000 per vedere Sky, bene? È evaso per 500 milioni di euro, più 160 dei canoni speciali degli alberghi, eccetera. Io sto facendo una campagna perché venga messo insieme con la bolletta della luce e ridotto per le fasce deboli, rateizzato, non credo che nessuno se ne accorgerebbe, d'accordo? Il governo odia la RAI,
questo è un punto. E Berlusconi diceva sempre: io non potrò mai concedere questo finché la RAI avrà Santoro. Appena Santoro se n'è andato, il giorno dopo si una lettera aperta, io ho detto: come la mettiamo? Allora, se ci danno quello che ci spetta di canone e quindi non siamo costretti ad inseguire la pubblicità, che peraltro inseguiamo malissimo, perché non si capisce perché prendiamo tanta poca pubblicità battendo Mediaset come ascolti, e questo è un grosso problema che c'è la RAI, grosso, e spero che lo affrontino prima che la vergogna raggiunga livelli insopportabili. Ma se ci dessero una parte di quello che ci spetta, potrebbero dirci: vi dispiace fare un po' più di servizio pubblico, vi dispiace rinunciare all'Isola dei Famosi, ma se stiamo con le pezze al sedere e dobbiamo tappare i buchi in qualche modo, purtroppo serve anche l'Isola dei Famosi. Questo è quanto. Senti, ma prego. Ci sono alcuni che vorrei che l'Isola dei Famosi. Grazie, già che ci sei, Allora? No, dicevo, hai citato Sky. Sky come lo metti nella Ottimo. Vedi, io sono nato in un altro secolo e quando succedevano le cose si premeva il tasto numero 1 del televisore e si vedevano le cose che succedevano, e adesso è un po' diverso. Quindi mentre io lavoro ho sempre Sky acceso. Ma che impressione ti ha fatto la vicenda di Murdoch inglese? Beh, l'impressione poi che mi abbia fatto, più pazienza, e quelli sono 50. Pensi che Allora, Murdoch sapesse a coperto? Che diavolo ne so? Non lo so, francamente. Il problema è che lì hanno fatto le registrazioni in maniera delinquenziale, qui si fanno in maniera formalmente corretta, ma le mascalzonate si fanno lo stesso in nome della legge. Usando la legislazione. Infatti ho trovato un po' ipocrite alcuni stracciamenti di vesti che ci sono stati intorno alla vicenda del settimanale di Murdoch inglese. Senti, a proposito di RAI, su questo palco qualche giorno fa Mieli, chiedendo di privatizzare tutto, tranne Tofani e Colosseo, ha detto: privatizziamo anche la RAI. Io ho detto: ma tutta o solo la parte che, diciamo così, eccedente il servizio pubblico? E lui ha detto: tutta, Mieli, tutta, poi eventualmente se vogliamo fare il servizio pubblico lo rifacciamo partendo ex novo, ricominciando da zero. Paolino è un furbacchione. Allora, molti anni fa, io per molti anni, tanto che ero la concorrenza, che ho cercato di convincere l'avvocato Agnelli a fare il terzo polo, RAI, Mediaset e un terzo polo. E l'avvocato, che era rimasto ascoltare, l'avvocato era abituato a perdere soldi, come sai, aveva perso 100 milioni con Teletorino, non mi ricordo, quindi non è il nostro mestiere. Lui ha detto: guarda, io non mi va di fare la voce, ma era molto e mai è il nostro mestiere, ma avvocato, ma guardi, a un certo punto disse: ma io prenderei Rai 1, e io la prenderei anch'io, Rai 1, perché dico: scusi, le sedi regionali allo Stato, Rai 1 allo Stato, e lui voleva prendersi la crema. Anni dopo, per l'avvocato, lo stesso discorso lo fece Romini. Dico: senta, dottor Romini, abbia pazienza, a lei le banche i soldi li danno, a me no, ma per le condizioni la piglio io, me la compro io. Cioè, se dobbiamo fare i furbi, francamente non. Io sono favorevole, ma da secoli, ad una partecipazione minoritaria dei privati dentro la RAI. Credo ci siano delle difficoltà tecniche, bisognerebbe stabilizzare in qualche modo il canone, perché se non sai che cosa entra, diciamo, dal canone, non è un rischio di impresa, non è la pubblicità, quindi è un po' complicato. Ma secondo me la presenza di rappresentanti privati, di consigli di amministrazione cambierebbe la RAI da così a così. E questo spero che possa succedere. D'altra parte la RAI in mano ai privati, noi siamo un paese molto arretrato da questo punto di vista, abbiamo un capitalismo. Io mi ricordo una volta alcuni miei amici della sinistra dissi che volevano diventare la RAI, volevano darla al Benedetti, eccetera. Gli dissi: ma sentite, voi ve la fate addosso per un titolo di Repubblica, immaginate quanto dovreste correre quando tutto quello che vi scrive oggi Repubblica ve lo spatti in faccia al TG1. Dico: andiamoci calmi, abbiamo un capitalismo troppo stretto e conflitti di interessi che non sono soltanto quelli del Cavaliere, basta vedere in mano chi stanno i giornali per capire che mettere la RAI in mano a uno di questi, e non dico solo Benedetti, dico anche da Rizzoli, perciò dico,
a unire un furbacchione significa veramente abbassare il tasso di democrazia nel paese, perché della RAI rispondono i partiti, uno gli può sputare addosso, ma sa dove stanno, sa che facce hanno, cioè, quando ce l'hai in privato, figlio mio, allora non ti difendi più e quello con la RAI ci fa quello che vuole per i suoi interessi, non per quelli del paese. No, il rischio è che l'alternativa sia quella di tenersi la RAI nelle condizioni in cui è. No, te l'ho detto, mettila sul mercato, piglia fino a No, il rischio nel senso che fino adesso è stato così, nel senso che nessuno ha chi- mai trovato il coraggio chi, di... Chi ha il pacchetto di maggioranza dell'Enel, dell'ENI, delle poste? Il tesoro. Allora, il tesoro continua ad avere la maggioranza e metterà sul mercato, prende anche dei moccioli di uso, mette degli azionisti anche importanti. Io mi ricordo che negli anni '80 fece una conferenza ai dirigenti dell'Enel, che allora era strapubblica, aveva 3.000 miliardi, mi ricordo, di deficit, e dissi: sogno un giorno di diventare azionista dell'Enel e della RAI. Per la RAI sto ancora aspettando. Senti, ma di questo non hai mai parlato con Tremonti, visto che lui è titolare? Ma non credo che sia un problema di Tremonti, questo è un problema più generale. No, ma se non è mai capitato a te di parlare? No, perché mi piace parlare delle cose realistiche, una cosa di questo genere, ma secondo me la classe politica non è pronta a fare questo passo, perché significa che il controllo della classe politica, tutta la classe politica sulla RAI, si ridimensiona abbastanza, anche se tu metti il 40% di privati, insomma, il consiglio di amministrazione funziona diversamente. Chiudiamo il capitolo televisivo parlando del prossimo porta a porta. Tutto uguale, la solita sigla, il solito Vespa, le solite poltroncine bianche. No, quest'anno. Che novità ci riservi? Quest'anno cambieremo, questo pure presto. Però siccome faremo 10 prime serate nell'arco dell'anno, ci sarà uno studio diverso. Quelle 10 serate o no, sempre? Ci sarà uno studio diverso, sia in quelle sia nelle altre. Qualche cosa cambierà. E dal punto di vista dei contenuti? Vediamo. L'attualità, L'attualità. non in vacanza, qui noi abbiamo l'attualità in vacanza, No, tu ce l'hai durante tutto l'attualità. A proposito, ma ha senso che non solo la RAI, ma tutte le televisioni si programmino in modo tale da fare fatica a seguire gli avvenimenti? Se l'anno scorso la vicenda Fini-Berlusconi, quest'anno la crisi finanziaria, i decreti di emergenza, eccetera, se succede e a luglio e agosto viene giù coperchio, ma è mai pensabile che questi facciano fatica, non ci siano più i talk show? Allora, intanto noi, come le altre trasmissioni, siamo un circo che apre le tende il 1° di settembre, anzi le apre il 1° di settembre per andare in onda il 15 il 20 settembre. Quest'anno cominceremo l'11 settembre con uno speciale in prima serata da New York per i 10 anni di quello che è successo e di tutto quello che è successo dopo, fino alla crisi finanziaria di adesso, e li chiudiamo all'inizio di giugno. Siccome quest'anno mi sono imbufalito perché per ragioni di palinsesto sono andati in onda delle cose preregistrate quando stava scoppiando il mondo, io ho ottenuto che l'anno prossimo, compatibilmente con i campionati europei, con le seconde serate di Rai 1 andare ai campionati europei, noi possiamo andare fino al 30 giugno. Tieni conto che luglio-agosto c'è un telegiornali, insomma, i telegiornali stanno facendo anche degli speciali, possono fare gli speciali che vogliono, anche tutte le sere. No, è che probabilmente i temi di quest'estate sono più forti dei temi che ci sono stati, che ne so, nei mesi scorsi. Lo so, però d'altra parte non abbiamo per noi no, perché come dire, lavoriamo da continuo. Non abbiamo, cioè, quando ti dico che abbiamo un circo, sono le persone che vengono assunte il 1° settembre e chiudono il contratto all'inizio di giugno, quindi non c'è una redazione, non è possibile. Con tutti i dipendenti che averai bisogna assumere quelli a tempo determinato. So che spondono porta aperte, anzi un porta a porta. Esattamente. Allora, senti, io non so se ti ricordi, ma a Natale hai fatto un'uscita che, come dire, è stata molto poi ripresa dai giornali. Possiamo, la regia ce la può far rivedere, per favore? Me la ricordo. No, ma magari non tutti c'erano. Berlusconi può passare alla storia soltanto per il 94. Berlusconi, se campa ancora 2 anni politicamente, deve avere il coraggio di mettere le palle sul tavolo e di fare le grandi riforme.
altrimenti siccome il problema della quarta settimana non ce l'ha, è meglio che se ne vada. O fa veramente la rivoluzione, o fa veramente le riforme, o se no deve dare senso al suo governo. Quindi, io credo che questa sia che dice meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Sono cambiati i tempi, o uno fa le grandi riforme mettendoci anche la testa, e che succederà mai? Pazienza, ma potrà dire ci ho provato signori, il prossimo, auguri al prossimo, come diceva quello, il tenore fischiato sentirete il baritono. Allora, vedo che ti hanno riapplaudito, cioè si è sommato l'applauso in diretta a quello registrato. Era Natale, le ha messe le palle sul tavolo il Cavaliere da allora? Era il 3 gennaio, data terribile per la democrazia italiana, il famoso discorso Mussolini, e il 25, il 3 gennaio, chiuso quel poco di Parlamento che c'era rimasto. Vabbè. Allora, diciamo che si è avvicinato al tavolo. Vuole di più della Seconda Repubblica? Sì, si è avvicinato al tavolo, ma gli attributi ancora non ce li ha messi. Nel senso che si aspetta ancora un po'. Appunto, non è vero, come ha detto lui, come ha detto Tremonti, che è cambiato il mondo in quest'ultima parte, cioè è cambiato il mondo, ma da molto, ma non è cambiata l'Italia, questo è il problema. Cioè la nostra vulnerabilità di fronte al cambiamento del mondo è apparsa in tutta la sua evidenza, perché noi intanto da almeno 15 anni non siamo cambiati. Questo è il punto. Nessun governo, né di centrodestra né di centrosinistra, è riuscito a fare la rivoluzione italiana. Allora, perché la responsabilità di Berlusconi è più forte? Perché Berlusconi è entrato in politica per fare la rivoluzione italiana. Il problema è che, non avendo avuto, come lui ha sempre sognato, il 51% dei voti, ha dovuto, lui dice, ma non me l'hanno fatta fare, e prima era Casini, e poi era Fini, e adesso è Bossi. Allora, il problema è che adesso, secondo me, Berlusconi ha ancora un residuo di ultima occasione, perché le circostanze internazionali hanno messo la classe politica finalmente nelle condizioni di dover fare quello che sapevano di dover fare da 15 anni a questa parte e che non hanno mai avuto il coraggio di fare. Perché questa storia delle province non è che è uscita adesso, non era scritta soltanto, dice, oh guarda, è la lettera di Draghi e di Trichet, ma guarda un po', questa cosa delle province non ci avevano mai pensato, se sta parlando da tantissimo tempo. Questa cosa delle liberalizzazioni. Bastava leggere qualche editoriale, ma se ne sta parlando, no scusate, le province, Ugo La Malfa, 1970, nate le regioni, dovevano scomparire le province, sono passati 41 anni, il problema è in piedi da loro. Questo è il punto imperdonabile per la classe politica, per tutta la classe politica. Quindi Berlusconi ha la possibilità, ma non sono sicuro che la sfrutti, ha la possibilità di essere costretto finalmente a fare quella rivoluzione che per tante ragioni finora non è riuscito a fare. Quando vi ho detto che si è avvicinato al tavolo, ma non ci ha messo ancora gli attributi sopra, che voglio vedere A, come va a finire questa manovra, B, come andranno a finire tutte le cose che lì sono scritte, sono accennate. Io sono rimasto abbastanza sconcertato dal fatto che non siano state toccate le pensioni di anzianità, che è una cosa che mi ha lasciato letteralmente basito. E anche lì è stato un diktat di boss, quindi significa che passiamo dai diktat di Casini, ai diktat di Fine, ai diktat di boss, sempre qualcuno che ne fa una pensione l'aveva già messo anche nell'altra legislatura. Come tu insegni, mentre in tutti gli altri paesi normali ci sono due tipi di pensioni, noi ne abbiamo tre. Abbiamo quella di vecchiaia, in cui ci fermiamo a 65 anni, mentre gli altri cominciano ad andare avanti, quindi grazie a Dio cambiamo di più. Poi abbiamo quella di anzianità, quella di 40 anni, tutto uno che ha lavorato 40 anni ha il diritto di avere un riposo retribuito. Ma in più ce ne abbiamo un'altra, che è quella con i famosi scalini, scaloni, eccetera, e siamo arrivati a quota 96, la somma tra i contributi e gli anni. E gli anni, eccetera.
Io ero sicuro, e sono stati fatti delle proposte, in questa occasione sono state fatte delle proposte, addirittura una per fare la botta e portare subito a quota 100, un'altra più ragionevole per dire invece di aspettare i 2 anni per andare dalla quota 96 a quota 97 e fermarsi, facciamo 97 subito, 98, 99 e 100. Non ce n'è traccia, come questa cosa ridicola del pensionamento femminile al 2027 è una cosa di cui vergognarsi, perché la famosa proposta, che non vedo ripresa da nessuna parte, sulla quale tutti erano d'accordo, andiamo in pensione prima le donne, che peraltro campano statisticamente 8 anni più di noi, e con il tesoretto, che non è irrilevante, che guadagniamo, ci facciamo servizi sociali, solo asili, solo supporti alle mamme che non possono lavorare perché non sanno dove mettere il figlio e perché non hanno i soldi e non ci sono i posti negli asili. Quante volte si è parlato di questo? L'hai visto tu nella manovra? No. Allora, questo un pochino mi delude, e mi delude un pochino anche la distribuzione dei pesi sulla cosiddetta tassa di solidarietà. Hai fatto un calcolo di quanto spendi? Tanto, ma non è questo. Io mi considero talmente fortunato, perché mio padre mi diceva: se io vorrei guadagnare di più per pagare più tasse, quindi io non mi posso lamentare. Ma si era parlato con Padre Schioppa? Prego? Si era parlato con Padre Schioppa? No, vabbè, insomma, io però non posso nemmeno accettare di arrivare al 62% di aliquota fiscale e di arrivarci quasi da solo. Voglio dire, in questo benedetto paese ci sono 71.890 persone che denunciano più di 200.000 euro lordi, che tradotti significa 10.000 euro al mese. 2 sono su questo palco. Che significa, e quindi già comincia a farsi vuoto intorno, insomma, che significa il, diciamo, Roma-Lazio, Inter-Milan, tutti là, va bene? Non ti dico quando saliamo. Allora, è giusto che paghino soltanto le 500 su 41 milioni di contribuenti? È possibile che paghino soltanto 500.000 persone e in quote oggettivamente imbarazzanti poche migliaia, chiamala così? Io non sono favorevole alle patrimoniali, ma francamente nel Comune di Milano su 900, vado a memoria, metti 990.000 contribuenti, credo che 960.000 dichiarino meno di 90.000 euro lordi, che significa meno, 4.000 euro al mese netti, più o meno, 30.000. Milano, dove stanno i soldi? A Milano, dove stanno i soldi, ci sono 415.000 persone che figurano sotto la soglia di povertà. Come mai non hanno bruciato il Duomo? Perché probabilmente non è vero. Allora, è sostenibile una situazione di questo genere? E visto che io sono nato in una regione dell'Italia centrale considerata sud e vivo a Roma ladrone, eccetera, vorrei dire a Umberto Bossi: è possibile fare tutto questo casino per consentire ai lavoratori del nord di andare in pensione anticipata prima possibile per poi poter fare immediatamente il secondo lavoro? Devo pagare io per i lavoratori del nord? In Italia esistono 3 milioni e mezzo di seconde case, 1.000 euro per ogni seconda casa sono 3 miliardi e mezzo, 5.000 euro sono 15 miliardi, abbiamo fatto quasi la manovra. Tu pensi che tra tutti quelli che hanno la casa a Cortina, se uno gli chiedesse scusi, 10.000 euro non se ne parla più, toglierebbero il latte ai figli? Allora non ho capito perché devono far pagare i soliti fessi e non distribuire. Io credo che la cosa più corretta sarebbe fare un mix tra redditi e patrimonio, ma patrimonio dico una piccolissima cosa sulla barca, una piccolissima cosa su un SUV, ma elemosine. Questa elemosina, voglio dire, significa che ci guardiamo intorno e io non devo abbassare lo sguardo per vergognarmi nei confronti di quello che sto guardando, perché francamente con un tasso di evasione così vergognoso
insomma, è difficile, quindi non è una manovra equa da questo punto di vista. Poi ci sono sicuramente le cose buone, ma sono annunciate, perché le province, adesso io spero che non cominci la vergogna con la corsa, no, è già cominciato. perché allora scusate, meglio abolirle tutte, come si fa a benissimo che una città come Trieste, non solo per niente, io vivo a una provincia che per tante ragioni intuibili sono particolarmente legato, che ha 309.000 abitanti, può darsi il censimento va da 298, ma tu pensi che io sia in ansia per la perdita, se la mia città, l'Aquila, perde la provincia? Ma non mi pare una cosa così straordinaria? O come se Trieste, capisco che possa suonare spiega, cioè città che hanno fatto, ma che c'entra la provincia? Ma che lì togliamo il gonfanone? Non c'entra assolutamente niente. Possono utilizzare i dipendenti in maniera molto più cospicua. In Italia ho scoperto, parlando con un signore piuttosto importante, che ci sono decine di migliaia di marescialli e forse migliaia di generali che non si sa come impiegare. Dopodiché si scopre che le cause non si possono fare perché mancano i dirigenti. Allora, i generali sono degli eccellenti manager, ma perché invece di girarsi i pollici non li mettono a dirigere dal punto di vista manageriale un ufficio giudiziario? Perché un maresciallo che non sanno che cosa fargli fare non lo mettono a dirigere una cancelleria con un piccolo e quindi i funzionari delle amministrazioni locali vanno dove servono. No, allora io tutto questo nella manovra ancora non lo vedo. E allora voglio andare a vedere le liberalizzazioni, le portano fino in fondo o se la fanno sotto perché gli avvocati hanno minacciato di fare sfracelli. Cioè tutti quanti, tutti vogliamo la liberalizzazione a patto che sia in casa tua e non in casa mia. Io faccio il giornalista, non voglio abolire l'ordine, tu fai il notaio, guarda che notaio, perché per carità ti garantisce la legge. Io faccio il farmacista, ma non t'azzardare a toccarmi una cosa, poi io posso mettere e così, ma possiamo andare avanti così. Allora, quando io dico che Berlusconi ha l'occasione di mettere le palle sul tavolo, adesso è costretto a farlo, lo farà. Capite? Non lo so, perché basta che Bossi fa uno starnuto e tutto si ferma. Questo è qua. Come starebbe bene lei in Parlamento a dire queste cose? Perché ci stavo pensando mentre diceva. Il problema non è dirle, il problema è farle. No, certo. Perché io ho sempre sconsigliato dai tempi di, qui forse le persone più anziane se lo ricorderanno, Paolo Cavallina, storico conduttore del primo telegiornale, parlo di 40 anni fa, quando entra in politica, io ero bambino, dico Paolo, ma che fai? Ma entri in politica, da allora l'ho sempre sconsigliato a tutti, nessuno va alla toretta, e adesso cominciano a bagnato le pulito e già è ritornato. Cioè Carlo Mazzucca dice, ma avevi ragione, ho detto vai là e non conti niente, vai là e schiaccia il bottone. Intanto è schiacciato oggi, è schiacciato effettivamente lui c'ha la terza Camera dopo Camera e Senato. Quella che non si scioglie. Un giorno quando lo disse a D'Alema disse, io la scioglierei nell'acido. Senti, ma lo sai che hai detto le stesse cose che ha detto oggi Montezemolo al Corriere della Sera? Prima? Questo ti preoccupa o ti lusinga? A che titolo le hai dette? Lo so, le ha dette, le hanno intervistato. Siccome voi altri terzisti, questi sono dei carbonari. Sta tentando di salvarsi in corda cercando di attaccare lui, Montezemolo, eccetera, sono quelli che vogliono salvare l'Italia. In che mani siamo? In che mani siamo? Come Misiroli. Per favore, riprendete tutti quelli che applaudivano queste cose. Non lo trovate più un posto a sedere. Come Misiroli che andò a farsi una raccomandazione a Saragat e gli disse Presidente, siamo nelle sue mani. E uscendo, in che mani siamo? Detto questo, tu Luchino no, io non c'entro niente con Montezemolo. I terzisti, i cerchiobottisti. No. Dove state? No. Dove state? Ma mi sembrava cerchiobottista anche il tuo del discorso, perché io cerchiobotista. Sì, hai detto a Berlusconi di mettere le palle sul tavolo, poi però non l'ha messe, quindi non gliele posso prendere io, scusami. Puoi anche però va bene, torniamo all'intervista di Montezemolo. Dice che bisognava fare la patrimoniale
Allora, siccome tu hai giustamente detto che applicare una, come si chiama, cosa di solidarietà, insomma, applicarlo sui redditi, vista la fotografia dei redditi che ci presenta con tanta evasione, era inevitabilmente farla pagare a chi già paga le tasse, e quindi, siccome hai accennato alla seconda casa, beh, insomma, siamo nella patrimoniale. Io non ho mai considerato la parola del gatto, anche se, no, fatti di parlare del terzista, se no, e anche se devo dire che prima di arrivare alla patrimoniale e di chiedere i soldi agli italiani, tante cose potevano essere fatte che non sono state fatte, perché, voglio dire, aggredire il debito c'era tanta possibilità di farlo anche con meccanismi tecnici che non sono stati adottati in questi anni. Quindi, però, se si arriva a una situazione di emergenza e si deve fare tra scegliere la via del reddito e scegliere la via del patrimonio, io avrei scelto la via del patrimonio. Allora sì, però Contenzemo anche, abbiamo fatto un partito. Allora, io non sono nato con la camicia di seta come il mio amico Luchino, quindi io vado un pochino, voglio capire qualche sono testate le cose, perché insomma, tu hai detto che è giusto che pagasse uno come lui. Vabbè, allora mi spaventa un pochino, ma non per me, perché 20 milioni, Amato dice, siamo 60 milioni, perfetto, i 20 milioni che sono più ricchi pagano 30.000 euro a persona. A 20 milioni di, a me sta benissimo, ma a 20 milioni di persone, secondo me non glielo puoi chiedere. Allora, perciò io non sono un tecnico, non voglio fare un mestiere, però c'è chi in 5 minuti tutti questi conti li fa, carta vince, carta perde, voglio dire, no? Basta vedere. Io ci credo che Berlusconi non sapesse che il prelievo era per 3 anni, Io veramente ci credo, anche se stavolta, quando il mio amico si è avvicinato al tavolo, io l'ha riconosciuto pure il capo dello Stato, è perché il dossier questa volta, a differenza di altre volte, lui sapeva studiare. Già con la manovra Dici che si era risparmiato qualche serata per studiare il dossier? Sì, ininfluente, serate di un'altra riserva, ma nella manovra ininfluente alla luce di quel che è successo di pochi giorni fa, io ho scritto, perché non è che poi, che per la prima volta lui faceva il sottosegretario di Tremonti, ma faceva il Presidente del Consiglio. Evidentemente ci ha preso gusto a fare il Presidente del Consiglio, ha continuato a farlo, per cui questa volta... Però i vincoli sono, oggettivamente, sono ancora molto forti. Comunque i tecnici sanno benissimo come pesare. Io trovo indecente caricare tutto il peso sul reddito e niente sul patrimonio. Credo che giocando con piccolissime cifre si possa fare un discorso più equilibrato, perché il benessere di una persona non è fatta soltanto del suo reddito o del suo stipendio, ma è fatto di tante cose. E allora io voglio dire, io non so che cosa succederà alla Camera, io pagherò allo Stato una cifra che mi vergogno perfino di considerare, va bene? Dopodiché il latte ai bambini, comunque esattamente, quindi anche la birra ai bambini, ma che il mio gioielliere, che il mio macellaio, tutte persone, diciamo che anche loro non hanno il problema della quarta settimana del mese, tanti piccoli imprenditori, tanti, insomma, io mi ricordo che già quando guadagnavo molto meno di adesso, metti 20 anni fa, a tavola a Udine c'erano 20 imprenditori. Ho detto scusate, perché soltanto 2 di voi denunciano più di me? Vincero, sto parlando di 20 anni fa, non vorrei ripetere l'esperienza adesso. Ma se tu fossi stato Berlusconi avresti donato unilateralmente a riduzione del debito un paio di case, 2 o 3, insomma. Avrei donato un paio di case, 2 o 3 in Sardegna, da qualche parte, a riduzione del debito. No, giusto tanto per... no. Non si fa la politica con la demagogia, non so voi terzisti, ma insomma, non si fa la politica con la demagogia. Beh, insomma, però sono giorni e giorni. Non vorrei pagare, adesso devo fare la verifica, non vorrei pagare più io di Berlusconi. Sicuro, perché voglio capire i suoi redditi, come funziona questa storia. A lui pare che gli vada sul dividendo, invece paga il 12,50, paga il 20, poi non so come finisce, prende la persona fino, no, forse no. Non lo so. Bella giocata. Non lo so. Va bene. Vediamo, bisogna vedere. Devo far spiegare tecnicamente come funzionano queste cose. Bella giocata. Forse l'avvocato Panizzi che l'ha un po' dissanguato con le sue parcelle. Lo so.
ma che là, dividete, no? E che cavolo, contro uno. No, ma è Ghedini quello che lo so. è Ghedini quello che era portato a casa di più. Allora, senti, quindi sta manovra non ti piace? No, sei scettico? ci sono delle cose che non si erano mai viste, ripeto, non si era mai parlato di liberalizzazione delle professioni, se ne è finalmente non parlato di quei termini operativi, la porteranno avanti? Questo voglio vedere. La liberalizzazione, che è un'altra vergogna, la liberalizzazione delle municipalizzate, la privatizzazione delle municipalizzate, che sono il più grosso centro di potere e forse anche di tangenti. La faranno? Queste sono le cose, questa è la vera. Tu te le intendi diciamo, di politica parlamentare, quindi se dovessi immaginare, facciamo che la manovra così come è stata firmata dal Capo dello Stato vale 100, facciamo uguale 100. Secondo te, una volta che sarà finito l'iter a Camera e Senato, vale 110, 90? No, io questo ci credo, vale 100. Voglio vedere che cosa c'è dentro quel 100. No, vale 100 non in termini di numero complessivo. Come dice, facciamo a saldi mutati, cioè che i saldi restino quelli. Sui saldi non ci sono dubbi, però sai, dipende come sono fatti i saldi. Sulle varie voci, se tu metti mi auguro che 50 miliardi di rivenienza dalla lotta all'evasione fiscale, non puoi scrivere, però poi dopo... No, ma guarda, grazie a Dio ormai hanno capito tutti che non si possono scrivere quelle cifre. Puoi fare sempre la media di quello che fanno. Allora, facciamo come valore, diciamo, politico, strutturale, strategico, come pezzo di quella famosa rivoluzione italiana che avrebbe dovuto essere già fatta da tanto tempo e non è stata fatta. La manovra uscirà meglio o peggio dal Parlamento? Ma guarda, io sono abbastanza, perché noi siamo costretti, dico, la differenza rispetto alle altre finanziarie, perché stavolta noi siamo veramente costretti a farla. Voglio vedere, per esempio, io non mi faccio capace che sulle pensioni non si... Allora, scusa, e i giornali scrivono... Non è che è stata fatta una copia e incolla della lettera da BCE, perché sennò ci sarebbero state le pensioni, ci sarebbero state molte altre cose. Allora, i giornali hanno scritto che la tassa di solidarietà dovrebbe fruttare 1,5 milioni. A me risulta, non so se per il biennio, perché il triennio sono soltanto alla fine, a me risulta meno di 1 milione. Allora, più o meno di 1 miliardo. Facendo i conti della serva, anticipando lo scalino pensionistico, in 3 anni 3 milioni e 6. 3 miliardi. 3 miliardi e 6. Capisci? E non si sarebbe rovinato nessuno. Cioè, mentre questa cosa, il TFR, mi paiono delle cose proprio piccine, meschine, perché se uno dice vabbè ma ci vado, no, ti devo castigare, la paghetta sono problemi veramente, insomma, no? Di 3 miliardi e mezzo, quella poi diventa strutturale, perché o questo tasse di solidarietà ce la daranno per sempre, se no a un certo punto credo finirà, no? E io credo più quelli là che gli amici di Banis, quelli che sono stati, che sembrano sempre che adesso erano 4, sono diventati 8, sono diventati 10, eccetera, quelli sono più Berlusconi, si stanno muovendo. Stai dicendo quelli che stanno guadagno, eccetera. finti incazzati? Esattamente, non lo so, sul serio, ma no, interpretano in qualche modo lo stato d'animo di Libero, per capire. Mentre i giornali stamattina ci hanno una pezza, il Libero continuava ad andare a ruota libera, insomma, no? Un po' l'umore che c'è nell'elettorato cosiddetto moderato. Ho la sensazione che si tornerà forse in 2 anni, immagino, non lo so, insomma quelli là hanno avuto via libera dal Cavaliere, se no con Piffero non si sarebbero mossi. Quindi in Parlamento delle cose succederanno, ma non ha senso giocare su queste cose e soprattutto non ha senso giocare soltanto sui redditi, perché è profondamente ingiusto, perché ripeto, il benessere di una famiglia è fatta di tante cose, dello stipendio, della casa, della macchina, allora, pigliando un po' non se ne accorge nessuno. Se dai soltanto quelli ti fai, certo, sono un po' meglio 500.000 nemici che avere nemici milioni di evasori, ma francamente a questo non ci voglio credere. Si parlava di demagogia, ma tu sai che in questi giorni è andato, diciamo, a go-go la questione dei costi della politica, i giornali sono pieni di listini di prezzi della buvette del Senato, piuttosto che di quanto costano le auto blu e di tante altre cose. Allora,
anche su questo tu che idea è? Pensi che sia demagogia o pensi che ci sia diritto da parte di chi deve tirare fuori i quattrini, vedere che anche da parte del sistema politico ci si dà una calmata e queste 14-15, ha detto Berlusconi, iniziative che dovrebbero andare a incidere dentro la manovra sui cosiddetti costi della politica, ci sono o non ci sono? Costi della politica, allora, ieri Calderoli si è parlato di 54.000 posti in meno, ma sull'altra parte bisogna dirlo, se noi facciamo delle illusioni i posti non retribuiti, no? Perché voglio dire, se tolgono il consiglio comunale di Cagnano interno, voglio dire, non è che abbiamo risanato però già il fatto di accorpare, questa mi pare una cosa grossa onestamente, 1900 comuni, questa è una cosa che si doveva fare da sempre, non si è fatta mai e questa mi pare oggettivamente una cosa. Il criterio più logico sarebbe stato quello di prendere il livello dei 5.000 abitanti, che è tra l'altro un livello di discrimine anche di tipo amministrativo. In quel caso avremmo avuto il 70% degli 8.100 comuni che dovevano accorparsi. Secondo me la musica sarebbe cambiata significativamente, così come il discorso delle province, 30 sono, guarda, il problema è sono scesi sotto i 30. Allora, io credo che la classe politica sia veramente tutto un video, o tutti quanti approfittano di questa situazione e invece di portare le province da 34 a 27 dicono, sapete che non possiamo scontentare Mastella con Benevento, quello di Trieste, quell'altro di Siena, le cancelliamo tutte, oppure cominciamo a e loro capiscono che è veramente cambiata l'aria e che si può recuperare credibilità la classe politica dando dei segni concreti, effettivi, dal menù, che non credo adesso per carità, io sono stato sempre uno che ha difeso, perché fare il deputato o il senatore in maniera onesta, se non si hanno altri redditi, non diventi ricco. Adesso è stato post mortem rivalutato Remo Gaspari, che ha dovuto rinunciare alla sua carriera politica per aver utilizzato una volta un elicottero per andare ad una manifestazione politica. Va bene, stiamo parlando di questo ed è per Tangentopoli. Non era neanche la via del peperoncino. Perfetto. Io sono andato una volta per un'intervista a casa di Remo Gaspari. Beh, insomma, ho provato disagio perché uno che ha fatto politica tutta la vita viveva come viveva. Sono andato a casa di Cossiga, meglio di Gaspari, ma ti assicuro un medio professionista. Casa di Andreotti, medio basso. un medio professionista. Casa di Bossi, un artigiano al quale le cose vanno malissimo. Non ci sono mai stato, non ci intenderei andare. D'accordo? Io ci sono stato nell'arco di 15 anni e tutto dalle quali dicevo, oddio, il fax, e la moglie mi ha detto no, l'abbiamo messo da sotto. Cioè anche i soprammobili erano rimasti, forse un manifesto di più, un manifesto di meno. Trota compreso. Allora, no, e quel Trota è un altro discorso, perché io dicevo, ma tu da gratta, che vuoi fare? Guarda, io la prima volta che sono andato lì in una terrazza, non giocavo, cioè quello ho visto crescere, dicevo, ma tu da gratta, che vuoi fare? Sono stato sempre qua, adesso ho capito. Era un po' male, facevo il vago. Allora, io quindi non mi sono mai scandalizzato perché il politico onesto di quei soldi ha bisogno. Dopodiché pagare 5 euro, 10 euro basta. Vabbè, adesso mi veniva un altro esempio, non voglio entrare in cioè voglio dire, ti fanno cascare le braccia. Se glielo porti a 30 euro, non è che proprio alla fine dico io adesso i miei figli ci sono proprio delle miseriucce, diciamo, insomma. I costi della politica sono i finanziamenti, anche se, ripeto, se non vogliamo che si rubi, i partiti devono vivere, però portali a livello europeo, i finanziamenti che danno negli altri paesi europei, glieli devi dare, perché se no non campano, quindi devono rubare, ma daglieli a un certo livello, ma soprattutto le strutture. 110 province in meno, non è vero che ci vai nelle strade e le scuole fa qualcun altro, le fa la regione. L'importante è che questo personale venga accantonato o utilizzato meglio. Ma vedi, la differenza tra fare le scelte con la pistola alla tempia e senza le idee chiare,
quello che è stato fatto sul piano, diciamo, della struttura amministrativa in questa manovra, e la differenza invece con una scelta strutturale pensata, ragionata, strategica, lì bisognava prendere la proposta, peraltro tardiva anche lì, ma comunque meglio tardi che mai, di Formigoni, che dice: facciamo le regioni con la stessa dimensione dei Länder tedeschi, se applichiamo quel principio al massimo ce ne sono 7, facciamo 7 regioni con dentro soltanto alcune province laddove ci sono dei territori, penso per esempio al caso di Belluno, non perché siamo qua ma perché c'è un suo senso, che hanno delle dimensioni e delle particolarità che richiedono l'esistenza, perché non è che poi, come dire, bisogna per forza essere nihilisti e buttare via tutto, per cui in qualche caso si può immaginare che esista un qualcosa che chiamiamo provincia o che a me in qualche caso è qualcosa mi preoccupa adesso, perché tu verrai su 34 no, province, no, dove tutte in qualche caso è qualcosa. se riduci a 7 il numero delle regioni hai già fatto bingo. Poi c'è i comuni, non ha senso tutti quelli sotto i 5.000 abitanti, li devi accorpare. Se fai un'operazione di questo genere, allora hai ripensato, cioè non l'hai fatto solo per risparmiare i soldi, l'hai fatto per dare efficienza, per sburocratizzare, per semplificare. Però è possibile che queste cose, cioè, quello che doveva fare la rivoluzione liberale, dove stava? Enrico, quando io mi sono cominciato a occuparmi della Lega, che sono passati ormai 20 anni, il punto di riferimento, il federalismo che allora era esattamente lo studio che hai detto tu, che è uno studio della Fondazione Agnelli, le 8 macro regioni, e si stava discutendo di quello. Avessero preso al volo quella cosa là, avrebbero fatto il federalismo con 20 anni di anticipo, che vabbè, piano avesse avuto le rotelle, eccetera, eccetera. Ormai la classe politica era quella che è, ha deciso quello che è, le lobby sono quelle che sono. Perciò dico che questo è il momento per Berlusconi di chiudere la sua carriera politica grondando in tanto sangue, non soltanto da una parte, ma distribuendo le stille in maniera un po' più, diciamo, generosa e pluralista, ma soprattutto essere ricordato per quello che magari, approfittando della pistola alla tempia, ha fatto quello che nessun governo, né di centrodestra né di centrosinistra, da un lato perché c'era la rifondazione, dall'altro perché c'erano tutti quegli altri, non hanno mai fatto. Questa è la sua ultima occasione, altrimenti, ripeto, prima di quello che non l'ha fatto. A proposito, due cose, diciamo, di attualità politica. Primo, i giornali oggi dicono che la manovra cambierà non solo per ragioni, diciamo così, di contenuto di cui abbiamo parlato fino adesso, ma anche per ragioni squisitamente politiche, e cioè si dirà che questa manovra era sbagliata, che Berlusconi l'ha dovuta subire, che chi gliel'ha fatta subire è Tremonti, e che Tremonti quindi a settembre andrà a casa. Questo l'hanno scritto giornali di centro, di destra, di sinistra, un po' tutti l'hanno scritto in questi giorni, stamattina Il Fatto, La Stampa, eccetera. Tu credi a questa ipotesi di Tremonti a casa o no? No, perché intanto magari ci dà, ma non per questo, intanto tanto per cominciare. Stiamo cercando di guardare la sfera di mettiamoci d'accordo, la manovra, dice che Tremonti si era arrabbiato perché la manovra era stata scritta da Draghi e firmata anche da Grisci. Mettiamoci d'accordo, o l'hanno fatta Draghi, Berlusconi, che come è noto per anni non ha potuto telefonare al governatore della Banca d'Italia perché se no si arrabbiava il ministro dell'economia, perché eravamo arrivati a questo, bene, lo ha visto a quattro occhi, cosa che sarebbe normale in un paese normale, anche in Italia fa notizia, va bene che Berlusconi veda Draghi a quattro occhi. Allora, io credo da un po' e so che l'intervento della Banca d'Italia, che peraltro è fino a un certo punto Banca d'Italia, perché è la banca centrale di domani, sia stato determinante per fare questa manovra, più del ministro dell'economia. E poi Tremonti, poi francamente non lo so, lì è carta vince, carta perde, Io mi ricordo Franco Marini pigliava l'organizzazione del partito anche perché riusciva a non andare in bagno per giornate intere al momento della presentazione delle liste. Perché appena la presentazione, quando tu devi fare le liste, ho scoperto che ci deve rimanere uno che non ha problemi di questo genere, perché appena ti giri ti fottono. Allora credo che la stessa cosa più o meno sia successa qua, la storia insomma mi hanno raccontato. Cosa ti hanno raccontato? Raccontaci. No, ma insomma,
uno rimane anche impressionato appena nascono le cose, insomma, no? A un certo punto dice a Calderone, no, guarda, vai a dire tu a posto, che me lo vedi, basta, non posso mettere questo, ma no, guarda che è più ragionevole che no, me lo va, cioè, capisci? Uno si allontana, fa una telefonata. Cioè dici che neanche ai tempi di Pomicino si faceva. No. Allora io mi ricordo sempre, una volta dovevo intervistare Gianni De Michelis, ministro delle partecipazioni statali. Gli ascensori, il telegiornale era al quarto piano della gloriosa via Teodata, l'ascensore era lento, lui ha fatto sparire 5.000 miliardi da piano terra al quarto piano. Allora i finanziari facevano così, come che sia? 5.000 miliardi, me lo ricorderò sempre. L'ho detto anche a lui che naturalmente non se lo ricorda, cioè era no. Così giocava e siamo ridotti come siamo ridotti. Senti, ma quindi su Tremonti pensi che non succederà? Non credo, non lo so, quelle sono questioni personali, di rapporti. No, perché se la BCE è contenta o non contenta della manovra lo vediamo già dopodomani, basta vedere i mercati. Allora, io credo che Tremonti abbia un cervello molto utile al Paese e se se ne andasse sarebbe una perdita. Per come sono andate le cose e visti i nuovi rapporti tra Berlusconi e Draghi sarebbe una perdita, ma non una catastrofe. Mettiamola così. Però io spero che non se ne vada perché è una bella testa, insomma. Senti, e nella Lega che succede? Perché tutti dicono che Bossi, insomma, ormai a proposito di Diures, insomma, cioè, che è un po' in là, che insomma che non ce la fa reggere il ruolo, che Maroni spinge per diventare segretario. Questa cosa si è giocata, la cosa delle pensioni è una roba, no? È anche di Maroni, perché anche Maroni. I voti si prendono anche da chi va in pensione a 58 anni, chi ha la botteguccia pronta, aperta, 57, 58, tanto paga papà, non paghiamo noi romani. No, questo francamente non lo so quando ci sarà questa successione. Per ora Bossi è ancora uno che comanda. Che cosa succederà dopo non lo so. E non so secondo te sotto pelle c'è una... Io non so nemmeno se la Lega, io ho sempre sperato che la Lega facesse il grande passo per diventare un grande partito nazionale. Non lo so se lo farà, non lo so se invece si chiuderà nel nord, un nord molto 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 allargato, indifferente al fatto di essere all'opposizione o al governo, questo francamente non lo so. Però mi pare ancora presto per dire che nella Lega c'è un cambio di leadership. È possibile anche che Berlusconi e Bossi decidano di lasciare insieme, perché al di là di tutto sono legati da un'amicizia profonda, vera, che è maturata durante la malattia di Bossi e che li ha legati anche dal punto di vista personale, insomma. Quindi, perciò Berlusconi non ha soltanto un imbarazzo politico a dire di no a Bossi, ma proprio lo stesso disagio che ha provato quando siamo andati a bombardare Gheddafi. E Bossi ha lo stesso sentimento nei confronti di Berlusconi o se gli girano le scatole? Lui mi raccontò che quando loro erano in Libia dopo la grande rottura del 95, la moglie, che è una donna tosta, è quella che è venuta insieme alla Lega quando Bossi si è ammalato, gli ha detto: ma sai quanti figli ha quello là? 5. Uno con 5 figli non può essere quel mascalzone di cui tutti dicono, eccetera. Questo me l'ha raccontato Bossi tanti anni fa. Quindi credo che tra di loro ci sia un rapporto sincero e reciproco. Quindi spero però che questo non porti a dei veti imbarazzanti come questo sulle pensioni, sul quale io spero che Bossi, una persona intelligente, possa anche lì, con moderazione, ma fare una riflessione. Tu escludi che quindi immagini che la Lega non staccherà la spina, faccia cadere il governo o porti comunque insomma elezioni anticipate nella primavera del 2012? Non ne vedrei le ragioni, cioè non credo che oggi la Lega abbia niente da guadagnare di fare un po' di federalismo. Sei stupito dei risultati negativi della Lega dell'ultima amministrazione? Sei stupito dei risultati negativi della Lega alle amministrative, per esempio a Milano? Sì e no. L'elettorato è vorrei usare una frase di Mussolini, che conosceva gli italiani abbastanza bene, insomma, e che considerava gli italiani tutti delle gran mignotte che vanno sempre con quello che vince, vanno sempre con quello, insomma. Però l'elettorato è una brutta bestia, che può cambiare umore
maniera repentina e non ti avverte. E la Lega non l'aveva capito, perché fino a 2 giorni prima io vedevo dei dirigenti della Lega che pensavano di sfondare il mondo. Pensavano che andasse dietro Berlusconi e di prendere loro i voti e non in hanno uscita. capito che la Lega è diventata un po' troppo palazzo, anche lei. E questo la gente si innamora delle rivoluzioni, si innamora dei sogni. Si è innamorata del sogno di Berlusconi, si è innamorata del 94, si è innamorato nel 2001, delle tasse per tutti. Poi c'è stato, onestamente, perché Berlusconi bisogna dire che è stato piuttosto sfortunato, perché l'11 settembre, paf, appena arrivato al governo è successo quello che è successo, insomma, no? Con la prima crisi finanziaria internazionale, insomma. E quindi la Lega si è un po' burocratizzata, si è un po' senta, anche se ha nei piccoli centri degli eccellenti amministratori, giovani, bravi, fedelissimi. Questo significa però che se la Lega reagisce a questa situazione che tu hai appena descritto, potrebbe, diciamo, essere indotta, ragionevolmente sarà indotta a essere più Lega di lotta che Lega di governo. Questo naturalmente accentua la possibilità che succedano le cose tipo i veti sulle pensioni. Se questo succede, diciamo che quel diaframma che c'è ancora tra gli attributi di Berlusconi al tavolo rischia di rimanerci. Però se un paese, come io comincio spesso a temere, e questa rivoluzione può essere veramente una benedizione divina se riusciamo a fare le cose che si devono fare, che non sono fatte, se è un paese perduto. Perché se tu non riesci a metterti alla pari con gli altri paesi sulle pensioni, che sono un punto centrale, sono un punto vitale, anche perché nessuno, come abbiamo ricordato l'altro giorno con Mastro Pasqua, nessun paese ha un carico sulla spesa pubblica della previdenza che abbiamo noi, il 17% sul PIL, quindi cioè, le cose allora, se nemmeno in queste condizioni, se nemmeno in queste condizioni noi riusciamo a fare quello che avremmo dovuto fare, siamo finiti. Quindi, se la Lega io non credo che la Lega si assuma una responsabilità, non capisco, prendersi un voto domani, ma avremo una responsabilità storica totale. Però oggi Calderone ha dichiarato prima o poi si vota, che va bene, come dire, prima o poi piove, però Berlusconi è ricandidato, ma vediamo i programmi, e sulla manovra ha detto c'è del buono anche nelle proposte del PD. Tattica o... No, ma insomma adesso non puoi dire la cosa positiva, mi pare che il governo abbia deciso di mettere la fiducia, e quindi per esempio Casini io so che era pronto a votare la riforma delle pensioni, per esempio. Quindi bisognerà vedere, io spero che ci siano, non si prendano a cuscinate per le dichiarazioni nei telegiornali, e quindi perché Mentana può fare un telegiornale più snello degli altri? Perché non ha il vincolo della dichiarazione. E invece purtroppo io mi ricordo 20 anni fa, quando facevo il direttore di Giugno, c'erano i partiti piccoli che erano appena liberali, repubblicani, socialdemocratici, la mia presenza. Ma che ve ne importa, dico, di comparire 5 secondi? Ogni 10 giorni, vi faccio fare un'intervista ogni 10 giorni, seria, vera, niente, la faccetta, la maledizione della faccetta. Ecco, Enrico, grazie a Dio, questo vincolo non ce l'ha, e quindi può telegiornale molto più sciolto, è molto più bello. Senti Enrico, a proposito di Enrico Letta ha dichiarato poco fa ci vuole un governo con Casini, Alfano e Maroni. Che vuol dire? Enrico Letta, yes. Cambiato partito? No. Non lo so, rimanendo dov'è, è una ipotesi, Ma sai chi è? Ma il Cavaliere secondo te si toglie? Il Cavaliere togliersi, il Cavaliere, non, adesso mettiti le panni suoi. Tu vorresti uscire sconfitto da un'esperienza politica? No, perciò io ti dico che penso sempre che quelle due cosine a un certo punto ce le metta nessuno, perché sarebbe proprio ben triste, insomma. Io credo che Casini si sia avvicinato al centrodestra, penso che piuttosto Casini vuole fare il Presidente della Repubblica, e se la legge resta così, questa, cioè, puoi immaginare che i suoi voti servano qua, servano là, insomma, diciamo che li mette dove servono, e secondo chi glielo fa fare, probabilmente. Ho la sensazione che strategicamente sia un po' più vicino al centrodestra, perché il suo elettorato, anche se ne ha perso parecchio per strada e ha succhiato
degli elettori alla parte cattolica del Partito Democratico, direi che è una base complessivamente moderata, quindi a naso è più probabile che sia più vicino al centrodestra. Entri in un governo di questo genere, io francamente non lo so, perché poi non ne ho idea, non sarebbe mica male però un governo, insomma. Sì, Però, ma Enrico Letta immagino che abbia detto il nome di Alfano perché fa più o meno lo stesso ragionamento che qui ha fatto sempre Paolo Mieli, cioè ha detto Alfano ha delle potenzialità, solo che queste potenzialità saranno, diciamo, premiate solo se lui avrà il coraggio di dire una cosa che diciamo, diversa da Berlusconi. Quindi se si smarca su una questione, da Berlusconi, e fa vedere che non è, diciamo, stato messo lì con un ordine. io l'ho scritto questo il giorno in cui Alfano è stato eletto. Se saprà, Citandolo fare. se saprà dire di no a Berlusconi, il suo ruolo avrà un senso, se no. Quanto scommetti sull'ipotesi? Allora, Alfano è giustamente ambizioso, non credo che sia andato là per troncarsi una carriera politica, quindi ci scommetto. Ci scommetti. Sì. Lo farà con prudenza, lo farà Un po' democristianamente. un po' democristianamente, ma un po' democristianamente intanto ha già portato Casini, diciamo, Vedi? i democristiani sono No, rassegnati. io figurati. Ma lo sai? Una volta dicevo Ma non moriremo mica democristiani, adesso dico ce ne fossero. Esattamente. Sai, cambiano i tempi. Lo sai che i tuoi amici repubblicani mi porteranno in giudizio perché ho Quelli, parlato quelli attuali? quelli attuali, Vabbè, perché quelli attuali. tu non ne rispondi, No, mi porteranno in giudizio perché ho parlato male di Non Mazzini. sono iscritto più a quel partito dal 1979. Credo che mi divertirò quando è molto morto col con la processo. Malfa. Quindi. Vabbè. Perciò non cara, non che pare il caso neanche di parlare. Allora. Senti, e invece il ruolo di Fini sembra sparito. La prossima domanda? Beh, dai. Sempre Presidente della Camera, non puoi cavartela. Che vuoi che dica? Non pervenuto come... Allora ti racconto una storia. 2007 Casini mi invita a... Qui abbiamo in prima fila un signore che di Fini ne sa più di me e gli chiedo si morda la lingua. Allora, nel 2007 Casini mi invita a fare un'intervista pubblica alla sua festa di partito. Facciamo il viaggio insieme e io, siamo amici da più di 20 anni, 25 credo per me. E gli dico, senti Pier, Prodi... Poi Piero. Piero. Sì. Con Casini. Ah, con Casini, scusa, non avevo capito, pensavo si parlasse sempre di Fini. Dico, senti Pier, 2007, ero un settembre 2007. Dico, Prodi in queste condizioni non regge, che sta succedendo di tutto là dentro. E quindi poi andrete a votare e vincerete. Fatti nominare ministro degli esteri, vattene in vacanza con Azzurra in tutto il mondo e non parlare. Il partito ti casca in mano. È successo perché è successo. Io gli dissi, bravo, hai regalato il partito a Fini. Passa un po' di tempo, ho la sensazione che Fini me l'abbia restituito. Quindi questo succedeva parecchio tempo fa, ma insomma, quindi vuoi che ti dica, se Fini non l'avesse restituito l'avrebbe tenuto. Sai, io capisco che lavorare con Berlusconi è complicato, molto complicato, però sai, tu pensi che è stata complicata la vita di Carlo d'Inghilterra in attesa che morisse la madre? Sì, c'è sempre qualcosa di peggio. La storia è fatta anche di attese, insomma, no? Si possono inaugurare circoli, si possono fare partite di polo, mostre di giardinaggio, si può fare anche politica. È chiaro che... Vabbè. Senti, e a sinistra come sono messi? Quali sinistra? Centro-sinistra, adesso. Gli altri? Ma sai, lì credo che quando si scoprirà che Vendola è un sostenitore del PDL, cioè voglio dire, ma quale legame più grosso che amici, ragazzi? Quando scoprirà che siamo andati a Vendola, cioè voglio dire, Di Pietro... Tu pensi che Vendola sia il candidato alternativo per le prossime elezioni? Io non lo penso a lui. No, quello sicuramente. Però non è da solo, deve fare vedersela con altri.
cosa ti ho detto che l'elettorato è imprevedibile, è indomabile. Tu te l'aspettavi che Magistris a Napoli e Pisapia a Milano? No, non mi dire di sì perché no, su dai ragazzi, non No, scherziamo. De Magistris no, C'era, è vero che era Moratti, voglio dire, ormai non la salutavano più nemmeno in casa, però mi ricordo quando era presidente della RAI si diceva che cambiasse i direttori generali come Collan e non ha cambiato abitudini, voglio dire, perché là non so quanti ha cambiato tutto, per carità, però vabbè, comunque io ho detto in televisione Maurizio Lupi e nessuno ha obiettato che se avessero candidato Maurizio Lupi avrebbero vinto col 60% al primo turno. Però quindi dipende. No, è vero che la forza del PD è però le primarie vengono a Bersani, cioè però alla fine vince Bersani, però è tosta, ma comunque al di là adesso delle primarie il peso della sinistra, il peso di Di Pietro, che peraltro sta vedendo anche questa finanziaria, Di Pietro guarda che sta guardando anche sull'elettorato moderato. Tanto le domande che ho fatte è sulla conversione di Di Pietro, appunto. sulla via. Quindi, però diciamo che la presenza, diciamo, di Di Pietro e di Vendola e la impossibilità per Bersani di prescinderne ha fatto chiudere le porte di casino. Ti pare poco? Quindi sono invitati là, se vincono loro. Non è che possono fare, non esiste più il CLN, fino a poco fa era tutti, te lo ricordi, per far fuori Berlusconi, tutti uomini di buona volontà, dai monarchici ai comunisti, non più, finito, quel film non c'è più, non si proietta più. Adesso si proietta Casini che invece fa l'opposizione responsabile. Ma Di Pietro fin dove si spingerà? Non ne ho la più pallida idea, ma non lo sottovalutare mai. No, io lo figurati. Non lo sottovalutare. Gli uomini che trembiano dal Duce in poi sono sempre imprevedibili. Per quello che lo invita sempre a porta, sotto, mi piace. Ma come Bertinotti prima, cioè voglio dire, uno invita, io invento veramente sul burocrate, le presenze, i partiti, le cose, e da sempre tanto come quando Zaccaria diceva durante il centro-sinistra i 3/3, un terzo al governo, un terzo alla maggioranza, un terzo all'opposizione, io me ne sono buggerato anche quando al governo più a lungo ormai è stato Berlusconi, metà maggioranza più governo, metà opposizione, sempre. Per fortuna, come prima veniva Bertinotti, lei diceva, invita sempre Bertinotti, io invitavo le fondazioni, cioè invitavo Bertinotti come leader di fondazione, lui veniva, perché lo togliamo il numero 2 quando viene il numero 1? E lo stesso tra Di Pietro e gli altri, insomma c'è un bel salto, Quindi. Senti, ma supponiamo che, lo chiedo a quasi tutti, ma insomma ormai è necessario, supponiamo che le elezioni ci siano domani mattina, anticipate o non anticipate non importa, il candidato del centrodestra è ancora Berlusconi alle prossime elezioni e B, chi le vince, con questa legge elettorale, poi se cambia la legge elettorale cambia. Guarda, io sono questo mio limite, io riesco soltanto a commentare le cose realistiche. Ma le elezioni ci saranno, come dice Calderoli, prima o poi ci saranno. Ma non ci saranno domani mattina, ci saranno prima o poi, bisognerà vedere i programmi, bisogna vedere le persone, bisognerà vedere, non sai, cioè in una situazione di questo genere, con una manovra soprattutto di questo genere, in cui tu puoi colpire, non colpire, accontentare, non scontentare, io mi auguro che, come avvenne circa 2000 anni fa, quando 11 signori si ritrovarono con una fiammella sulla testa, anche alle lobby italiane, e siamo tutti quanti noi, venga una fiammella sulla testa, perché se no non ci salviamo. Non posso fare la riforma su di te, se no faccio anche su di te. Infatti io sono d'accordo, non devi dire che sciocco in questi casi distingue. Senti, ma questo libro tu hai un decisivo testo di storia. Un decisivo testo di insomma che è un mattone, insomma. No, nel senso che devi leggere tutto. L'avevo già letto a Natale. Mi raccontò, era il 95, Buttiglione, mi disse, sai che quei libri sono indispensabili.
indispensabili, perché non mi ricordavo in quale partito stavo. Senti, ma Quindi quell'anno ne cambiò 3, capito? tu hai ripercorso i 150 anni di storia, adesso ci dovrai fare poi un capitolo di aggiornamento. Quando lo farai dovrai dare, come dire, una sorta di giudizio definitivo su questi 150 anni. Secondo te come sarà questo capitolo di scrivere? Sui 150 anni? Ma io sono... Diciamo, li abbiamo buttati via o non li abbiamo buttati via? No, guarda, io se penso agli anni del dopoguerra, veramente mi vengono le lacrime agli occhi della commozione. E quello che mi ha fatto voi tra il 45 e il 60. Io perciò ho sempre sperato che gli italiani trovassero la voglia, la forza di voler crescere. E là c'erano Togliatti e De Gasperi, cioè voglio dire, la lotta De Gasperi a Malfa. La lotta. Non allargare, dai, quando c'era De Gasperi, la Malfa cominciava a contare. Chi è che ha fatto l'apertura dei mercati, ha battuto le Ma barriere? ha avuto dei grandissimi, quello che ci ha mandato per aria alla televisione a colori, ha mandato via tutta l'industria Ha sbagliato una volta, quella volta sbagliata. tutta l'ammazzata lui. Ha sbagliato una volta. Non potevamo permetterci in televisione a colori, quindi Vabbè, tutte le volte ricordi sempre. è stato un grand'uomo, ma che si ritrovi la forza, la voglia di quegli anni, forza in che, perché noi abbiamo delle persone straordinarie, dei piccoli imprenditori straordinari, degli artigiani straordinari, dei cervelli straordinari, basta che se ne vadano all'estero ed esplodono. Il problema è di farli esplodere in Italia e di creare delle condizioni. Quello che manca in questa manovra, cioè che manca, che sta sott'acqua, è la cosa più importante, è la crescita. Perché noi possiamo, Hai detto niente. siamo una famiglia, pagare i debiti, ma poi i figli che riusciamo a fare. Questo è il punto. E perciò là. Dobbiamo fare due cose contemporaneamente, pagare i debiti E far crescere e produrre nuovo e reddito. far crescere i figli. E infatti il fatto che già nella manovra di luglio, e soprattutto in queste sono state toccate la scuola e la ricerca, già questo mi fa molto ben sperare rispetto a quello di prima. Quindi non lo so, non so che cosa possa succedere, non so con quali programmi, ma con una credibilità che nasce perciò non si può rispondere, dalla credibilità di questa manovra. Quando questa manovra diventerà legge, quando avremo capito fino a che punto sarà arrivato il coraggio della maggioranza, che evidentemente ha responsabilità maggiore, ma anche dell'opposizione, perché su una cosa di questo genere non si può tirare indietro, allora sarà più facile dire cosa succederà alle prossime Che elezioni. copertina avrà il prossimo libro? Cosa ci sarà scritto? Il prossimo libro sarà un libro, una copertina molto femminile, perché sarà un libro sull'amore. Ha scoperto il filone dell'amore. Non l'ha scoperto, sarà un libro sull'amore che... In politica? No, ci sarà una parte, ma assolutamente minoritaria, sulla politica. Saranno veramente sugli italiani e l'amore, dai sedicenni, che per me sono stati una rivelazione, alle persone mature, all'amore delle persone anziane, alle mamme, all'amore di mamma, all'amore di padre, all'amore omosessuale, un altro capitolo che mi ha portato in un mondo che non così, insomma, un mondo per me abbastanza. Devo dire alla mia collega Daniela, segna che il prossimo incontro è Vespa Moccia. Moccia è stato uno dei miei ispiratori. E gli ho telefonato, ci ho parlato, mi sono fatto spiegare. Ma io sono un artigiano, io vado sempre alle fonti. Mi sono fatto spiegare, sono andato per il capitolo sugli adolescenti, mi sono andato a guardare centinaia di lucchetti a Ponte Milvio per vedere chi sono, che cosa ci hanno scritto. Ecco quello che se le frega di tutti. No, insomma, adesso sto scrivendo il capitolo più complicato, che è quello dei 30-40 anni, che è quello più, insomma. Ma c'è anche di autobiografico. Quelli, guardo in prima fila tua moglie, c'è anche un capitolo autobiografico. Ma guarda che se il capitolo autobiografico sarebbe bellissimo, ma venderei poco, perché evidentemente la gente cerca. Vedi come è commerciale tuo marito. Cerca. Sapete cosa ha detto Pier Giorgio Di Fredi di Vespa? Prima di conoscerlo lo trovavo insopportabile, poi sono andato da lui qualche volta e mi sono stupito. Ho dovuto ricredermi, ho capito che lui è un professionista. Siete d'accordo con Di Fredi? Il capitolo se l'applauso era sulla prima parte, per riconoscere un po'
sto abbandonando in autostrada il commissario Rex. Tra quelli nel traffico c'è Vespa, che però lui resta in Rai, sia ben chiaro. Ecco qua uno chiede, ma Vespa, cosa succede? Non riesce a uscire dall'ingorgo? E lui, no, è che non mi convince la manovra. Ma perché questi della Rai vanno tutti via? Perché preferiscono andare dove regna il 3D che restare dove imperversa il P4. E infine concludiamo dicendo questo: dopo il pacco che ci ha tirato Mentana, per tutti noi la sua televisione non si chiamerà più la 7 ma la Sola. Grazie.